Sì, sì. Ok. Sta arrivando anche Cristiana Cacciapaglia. Beh, direi che iniziamo. Cosa dite? A meno che non abbiate notizia di qualcuno che sta arrivando, però. Ok. Ok. Allora, iniziamo questo incontro che sarà registrato ad uso interno, che riguarda le agenzie immobiliari sociali, e l'esempio di Bruxelles che ci illustrerà Virginia Piludo, che è qua con noi connessa. Noi abbiamo affrontato il tema del caro affitti con Sardegna Chiama Sardegna nei mesi scorsi, perché abbiamo notato l'esistenza del fenomeno del caro affitti qua e quindi della difficoltà nell'accesso alla casa che si ha qua sull'isola. Ovviamente non è un fenomeno che negli ultimi anni ha riguardato solamente la Sardegna, ma tantissime capitali, dagli Stati Uniti all'Europa, nel Mediterraneo, soprattutto le città più grandi, ma anche vari tratti di aree costiere.
Quindi non è una specificità della Sardegna e quindi possiamo attingere a magari buone pratiche per provare a dare soluzione a questi problemi che riguardano l'accesso alla casa da altri luoghi ed è per questo che abbiamo chiamato Virginia. In Sardegna abbiamo però una difficoltà maggiore forse rispetto ad altre aree, cioè abbiamo una seria difficoltà a studiare proprio la dinamica della richiesta, della domanda e dell'offerta delle case e anche a osservare la dinamica dell'andamento dei prezzi. Infatti l'unica piattaforma che c'è per capire come stiano andando gli affitti o i prezzi delle case è immobiliare.it, che comunque è una piattaforma che dà dei dati profondamente parziali, quindi non possiamo basarci solamente su questi. Allo stesso tempo, già altre persone che hanno provato a studiare il fenomeno hanno visto che, per esempio, richiedere i dati a grandi piattaforme come Airbnb e Booking richiede un costo perché bisogna pagare queste piattaforme, quindi molto spesso ci si rinuncia. Quindi che alla fine c'è questa grande domanda di alloggio, ma una scarsa offerta, l'abbiamo visto, l'abbiamo notato negli anni scorsi, soprattutto banalmente confrontandoci tra coetanei o dalle storie di vita, oppure perché ci sono molte richieste sui social che magari prima non si facevano. Quindi è un fenomeno tutto da studiare. Tendenzialmente l'edilizia pubblica in Sardegna si è fermata da qualche decennio, non ci sono grandi piani di nuove costruzioni di edilizia pubblica, se no magari casi specifici legati agli studenti, però non per lavoratori o insomma persone, famiglie a basso reddito. Quindi gli interventi tendenzialmente sono per lo più di manutenzione dell'esistente. In generale, comunque, si ha difficoltà anche a trovare i dati dalle agenzie che si occupano di questa, dell'edilizia pubblica come area. Ciò che abbiamo trovato però negli ultimi tempi, nei tempi più recenti, in termini di politiche pubbliche, è che ad esempio nel 2016 era stato istituito un osservatorio proprio che osservasse appunto le dinamiche abitative che si chiama Oreca, che però non ha avuto mai esecutività, cioè c'è per iscritto, però poi non è mai stato realizzato. Noi come Sardegna Chiama Sardegna abbiamo proposto durante la campagna elettorale di fare una legge che regolamenti gli affitti brevi, ma in realtà abbiamo capito presto che questo è solamente una questione parziale, ma appunto il problema della casa è molto molto più complesso e quindi abbiamo deciso appunto di andare a vedere delle buone pratiche e di capire come funzionano, insomma. Virginia lavora a Bruxelles o ha lavorato a Bruxelles per questa agenzia immobiliare per diversi anni e quindi lascio la parola a lei che ci racconterà come funzionano e magari la storia di queste agenzie per capire se magari possiamo prendere spunto, ecco. Grazie. Grazie Ivana. Allora sì, io ho lavorato per un'agenzia immobiliare sociale a Bruxelles per 15 anni, ho appena finito il mio contratto di lavoro. Quindi oggi vi posso raccontare un po' come funziona questo sistema che è tipico bruxellese. In Belgio esiste la competenza degli alloggi è federale, dunque il Belgio è uno stato federale e la competenza degli alloggi è regionale, quindi è gestita in maniera diversa nelle tre regioni in cui è diviso lo Stato, che sono Bruxelles, le Fiandre e la Vallonia. In tutte e tre le regioni c'è una forma di agenzie immobiliari sociali, ma ciascuna ha le sue particolarità. Quindi la mia presentazione riguarda soltanto il modello bruxellese. Non ho un vocabolario italiano sulla faccenda, quindi se mi dovesse capitare di esprimermi con termini che non capite, francesismi strani, fatemi segno. Allora, le agenzie immobiliari sociali a Bruxelles sono nate, come faccio qua a percorrere? Allora, sono nate da un movimento sociale per risolvere un problema di aumento degli affitti. I problemi legati alla situazione in realtà sono numerosi. L'aumento degli affitti, che si è riscontrato già a partire dagli anni 90 a Bruxelles, con in realtà una crescita importante delle istituzioni europee.
con l'ingrandimento dell'Europa sono state sempre di più ovviamente le persone che circuitano intorno a questa economia, e ha fatto aumentare notevolmente il prezzo degli affitti. C'è un problema di qualità degli alloggi. La qualità degli edifici molti edifici sono molto vecchi in questa città, quindi le persone che hanno dei redditi bassi si ritrovano molto spesso ad abitare degli alloggi che non sono salubri, che non rispondono a tutte le norme di sicurezza e di igiene. Ci sono anche molti immobili che sono sfitti, sia abitativi che immobili che sono stati concepiti per essere degli uffici e che poi sono andati in disuso. Abbiamo un impoverimento generale della popolazione, anche qua una dinamica demografica particolare per cui la città ha fatto richiamo di tante persone. Sento un suono dietro. Qualcuno ha il microfono acceso forse. Disattivato. E poi abbiamo una mancanza di alloggi sociali, che per il nord Europa è un po' strana, però in effetti in Belgio mancano molti alloggi sociali. Cioè governo dopo governo si ripromettono di crearli, ma questa costruzione non avviene, con un fenomeno di cui vi parlerò che è un po' paradossale, per cui il privato oggi tenta di costruire, di pagliare questa cosa e di sfruttare le agenzie immobiliari sociali per costruire degli alloggi, offrire degli alloggi sociali e arricchirsi allo stesso tempo. Per avere un'idea della dimensione, a Bruxelles abbiamo attualmente più o meno 1.250.000 abitanti, 3.000 senza tetto, che fanno da solo una piccola città. Abbiamo 50.000 persone in attesa di una casa popolare, di un alloggio sociale, non so quale sia il termine esatto per definire gli alloggi pubblici, e con dei tempi di attesa estremamente lunghi, che vanno dai 7 anni ai 18 anni più o meno, di durata nelle liste d'attesa per gli alloggi pubblici. Con questo quadro è successo che all'inizio degli anni 90 sono nate da iniziativa cittadina diverse associazioni di fatto a difesa dei diritti dei cittadini per poter avere un alloggio decente. Queste associazioni hanno iniziato a giocare a diversi livelli, in alcune situazioni, come l'agenzia per cui ho lavorato io per 15 anni, è nata come degli squat, non so come si dice, delle persone insomma, che occupavano a livello senza autorizzazione degli alloggi che erano abbandonati e avevano la rivendicazione di poter utilizzare questi spazi e di dare alloggi alle persone che alloggio non avevano. E ad un certo punto, siccome ovviamente nelle situazioni così di tensione sono estremamente malviste dalle autorità per una serie di incidenti che poi possono avvenire per le difficoltà sociali di gestire queste situazioni, eccetera, c'è stata proprio una richiesta in realtà in alcuni casi di avere un quadro legale e una persona morale che si occupasse di queste gestioni. Ed è così in realtà che molti movimenti si sono poi trasformati da associazioni di fatto in associazioni riconosciute, sono essenzialmente delle ONLUS, associazioni senza fine di lucro, e attorno al lavoro che è stato fatto da questi militanti e la creazione di queste associazioni è nato poi in realtà il quadro legale, che ha definito come gestire, quali sono gli obiettivi delle agenzie, come finanziarle anche.
inizialmente erano autofinanziate e per cui quello che succedeva è che gli affittuari pagavano un affitto superiore a quello che poi l'agenzia ripagava al proprietario. Adesso la situazione è l'inverso, e grazie ai sussidi pubblici gli affittuari pagano degli affitti che sono estremamente bassi rispetto al mercato. Tutto questo è sottoposto ovviamente a un controllo regionale, a una tutela molto stretta, ehm, per cui ogni anno ogni agenzia che è riconosciuta come agenzia immobiliare sociale deve presentare i suoi conti, deve presentare un bilancio e deve presentare tutta una serie di giustificazioni dell'attività svolta. Attualmente a Bruxelles esistono 24 agenzie e gestiscono più o meno 8.000 alloggi. Quindi quando sono nate nel 98, nel quadro esisteva già una quantità di alloggi che era già gestita, perché appunto la pratica è nata prima dell'inquadramento giuridico, però appunto si vede proprio una crescita esponenziale e quindi questo sistema ha avuto molto successo a Bruxelles. Ha conquistato la fiducia sia dei proprietari che degli affittuari e trova in realtà il suo conforto anche nelle politiche pubbliche, per cui dopo questa prima ondata di agenzie militanti, sono stati molti i comuni, perché Bruxelles è un agglomerato di diversi comuni, che hanno creato delle loro agenzie immobiliari, quindi soprattutto i comuni più ricchi, se volete, che non avevano una vera politica di alloggio sociale, hanno utilizzato questo sistema e hanno creato delle loro agenzie comunali per poter offrire degli alloggi ad affitto moderato alle persone con redditi bassi. Quello che si riscontra è che ancora oggi la maggior parte degli alloggi che vengono gestiti con questo sistema sono comunque degli alloggi piccoli. Sono il 22% dei monolocali, per il 34% degli appartamenti con una camera da letto. Qui il sistema viene chiamato, penso che in Italia si chiamino bivano, no? Quando c'è il soggiorno e camera separata. E poi il 26% con 2 camere da letto. Gli appartamenti più grandi restano marginali purtroppo. Il problema è molto grande perché ovviamente le persone con famiglia sono quelle che hanno più difficoltà a trovare un alloggio decente, sono quelle che hanno più difficoltà anche a potersi spostare, quindi nel momento in cui il contratto di affitto si conclude hanno più difficoltà di accesso e sono meno mobili rispetto alle persone sole. Come funziona in pratica il sistema? È molto semplice. Il proprietario dà in affitto il suo bene, appartamento o casa, all'agenzia tramite un contratto di affitto, quale sarebbe esattamente lo stesso testo giuridico che viene praticato tra privati. Quindi i proprietari sono estremamente confortati da questo perché conoscono il quadro giuridico, sanno che stanno dando in affitto il loro bene e l'AIS, l'Agenzia Immobiliare Sociale, garantisce, e l'affittuario principale, garantisce tutti gli obblighi di un affittuario, prima di tutto il pagamento dell'affitto. Per cui l'affitto arriva al proprietario, perché il fatto appunto di essere un'agenzia riconosciuta pubblicamente, il proprietario riceve il suo affitto ogni inizio del mese, qualsiasi cosa succede. E questo durante tutta la durata del contratto. I contratti possono avere una durata minima di 3 anni oppure di 9 anni. Anche questo segue la legge sui contratti di affitto delle residenze principali a Bruxelles. Le agenzie poi subaffittano l'appartamento a delle persone che sono in lista d'attesa per un alloggio
queste persone avranno un contratto di subaffitto che è legato al contratto principale, pagano il loro affitto all'agenzia. Tra il proprietario e l'affittuario non c'è nessuna relazione. Quindi il proprietario non può decidere chi sarà il suo affittuario, non può esprimere nessun tipo di limite che possa essere, a volte si esprimono in termini poco politically correct, per cui spesso delle questioni di provenienza, di origine delle famiglie o di reddito delle famiglie che possono porre problema ad un proprietario privato che può in maniera comunque non autorizzata a chiedere una busta paga, non perché qui non è legale chiedere la busta paga per poter comprovare la possibilità finanziaria di pagare un affitto, oppure viene fatto. Però ovviamente gli affittuari che sono che beneficiano che non sono stipendiati, che non hanno un contratto di lavoro, sono le frange più marginalizzate, quindi che subiscono più l'esclusione dal mercato locativo pubblico, privato. C'è una differenza di prezzo tra il contratto, tra l'affitto che viene pagato dall'AIS e il prezzo dell'affitto che l'affittuario pagherà all'agenzia immobiliare sociale. E su questo c'è un intervento pubblico e tutto questo è estremamente monitorato con dei limiti che sono definiti dalla regione ogni anno. Il vantaggio del proprietario, come vi dicevo, prima di tutto c'è l'affitto garantito. Arriverà ogni primo del mese durante tutto il periodo dell'affitto, anche se il subaffittuario non dovesse pagare. Viene garantito contro i danni eventuali, per cui all'inizio dell'affitto del contratto viene fatto un inventario dell'appartamento, una descrizione. Non so se questa pratica esiste in Sardegna o in Italia. Io l'ho conosciuta qua, non avevo mai affittato prima in vita mia. Comunque viene fatto un inventario estremamente dettagliato della condizione dell'alloggio. E nel caso in cui alla fine del contratto ci fossero dei danni, l'agenzia si porta garante del pagamento dei danni. L'agenzia immobiliare si occupa di tutta la gestione amministrativa, quindi stabilisce i contratti, si stabilisce appunto questi inventari, si occupa anche di fare delle visite degli alloggi, perché rende un servizio agli affittuari molto spesso, per cui si è molto spesso negli alloggi, quindi l'agenzia visita più frequentemente di quanto non lo farebbe un proprietario privato, quindi ha la possibilità di monitorare, vedere se eventualmente ci sono dei problemi tecnici. In Belgio esiste l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione in caso di incendio per gli affittuari. Questa assicurazione nel caso delle agenzie delle AIS viene sottoscritta dalle AIS perché appunto essendo l'affittuario principale deve tutelarsi e non può lasciare la responsabilità al subaffittuario che potrebbe non avere i mezzi di pagare questa assicurazione. L'agenzia si occupa anche di tutti degli altri obblighi legali che vanno dalla manutenzione della caldaia alla pulizia della canna fumaria, i certificati di conformità energetica. Non so se sono arrivati in Sardegna, probabilmente sì, penso che sia una normativa regionale, europea. Quindi ci sono una serie di obblighi legali che gravitano intorno all'affitto, che vengono assicurati anche questi dall'agenzia. E appunto svolge da intermediario tra il proprietario e l'affittuario, per cui il proprietario non è mai a casa sua e non viene mai o quasi mai disturbato. L'affittuario, se dovesse avere un problema tecnico, tipo il rubinetto che perde, non chiama il proprietario, ma chiama, oppure il riscaldamento che non funziona, non chiama il proprietario, ma chiama l'agenzia. Quindi il proprietario in realtà
sta con l'anima in pace, viene contattato dall'agenzia soltanto nei momenti in cui la sua responsabilità dovesse essere ingaggiata in qualche modo, che sono degli interventi più importanti, come ad esempio tutti gli interventi che riguardano il tetto. Per incentivare questo sistema, la Regione ha anche deciso di esonerare i proprietari dal pagamento dell'IMU, dell'equivalente dell'IMU, per i beni che sono messi in gestione con le agenzie immobiliari sociali. Possono ricevere anche una serie di vantaggi se fanno dei lavori per migliorare il bene, che sono essenzialmente dei lavori di ristrutturazione per un miglior isolamento a livello energetico, ma anche degli interventi che possono essere per la conformità elettrica, ad esempio. No, sono numerosi i tipi di interventi che possono essere finanziati e questi incentivi sono maggiori se si tratta di beni gestiti dalle agenzie immobiliari sociali. Spero tutto bene fino a qui, che mi stiate seguendo. Adesso vediamo i vantaggi per gli affittuari. Allora, primo vantaggio è che l'affittuario si ritrova in un alloggio che ha la taglia corrispondente alla sua famiglia. Perché, come vi dicevo, spesso le famiglie, soprattutto le famiglie numerose, sono quelle che hanno più difficoltà ad alloggiare e l'obiettivo delle agenzie è di trovare un alloggio adeguato alla famiglia. Quindi per le persone che hanno figli si tratta di avere il numero di camere corrispondenti all'età, al sesso dei bambini, eccetera. Per le persone disabili, anche queste sono delle categorie che sono protette e quindi trovare degli alloggi che corrispondono. Gli affitti sono estremamente bassi rispetto al mercato, gli alloggi sono degli alloggi di qualità perché devono corrispondere a tutti i criteri di sicurezza e di salubrità. L'agenzia immobiliare è il loro interlocutore, quindi invece di parlare al proprietario che ha una posizione, viene a mancare la posizione di potere in qualche modo nella relazione tra proprietario e affittuario, viene attenuata dalla presenza dell'agenzia che ha questo ruolo di intermediario durante tutta la durata del contratto. L'agenzia starà nella relazione sempre, non è che viene firmato il contratto e poi sparisce. Resterà l'intermediario per tutta la durata del contratto, sia per il proprietario che per l'affittuario. Come vi dicevo, si occupa della gestione dell'alloggio, quindi di offrire l'assistenza tecnica essenzialmente per gli affittuari, sia a livello diretto, se è una cosa che può essere risolta facilmente, sia facendo appello a diversi manutentori o professionisti necessari, e offre un accompagnamento sociale. Chi sono i proprietari? La maggior parte dei proprietari che confidano i loro alloggi alle AIS sono dei proprietari privati. Sono molto spesso delle persone che non hanno più voglia o interesse di gestire il loro patrimonio. Sono a volte molto spesso persone anziane, quindi che non hanno più le energie o non hanno più l'intenzione di gestire o di rompersi la testa con il controllare le cose, eccetera. Sono stati eventualmente stanchi da esperienze precedenti che li hanno un po' provati. Capita, ad esempio, di avere brutte esperienze di affittuari che non pagano l'affitto, a cui si deve dare lo sfratto. Sono delle situazioni estremamente spiacevoli anche per un proprietario. Quindi molti proprietari che hanno avuto delle esperienze negative con i loro affittuari decidono di passare per l'agenzia e non avere più questi problemi. E poi spesso sono invece anche delle persone che hanno una volontà di partecipare alla società, dicono, si sentono fortunati
possono essere, capita spesso per le persone che ricevono un'eredità, che hanno già il loro alloggio e che si ritrovano con un alloggio in più e dicono, boh, piuttosto che non hanno bisogno di quel reddito per viverne e quindi partecipano in questo modo alle politiche sociali. In alcuni casi sono delle persone morali, possono essere delle altre associazioni, ci sono associazioni molto grandi che affittano tramite le agenzie, Caritas per esempio, o per darvi un po' un'idea di quali sono i tipi di associazioni, oppure anche degli enti religiosi, dei conventi, eccetera, possono essere proprietari di immobili che vengono dati in agenzia. E poi ci sono gli enti pubblici, perché appunto, come vi dicevo, c'è stato questo movimento per cui molti comuni che sono comunque molto spesso proprietari di alloggi, hanno esternalizzato la gestione del loro patrimonio mettendo i loro stessi beni in affitto via delle agenzie immobiliari. Gli affittuari sono persone singole o famiglie, devono avere un reddito inferiore alla soglia che è stabilita per accedere all'alloggio sociale e su questi criteri di accesso all'alloggio AIS e gli alloggi popolari sono esattamente gli stessi, quindi una griglia unica di reddito e non devono essere a loro volta proprietari ovviamente di un alloggio. Ho una tabella qui che vi mostra gli affitti, questi affitti che sono riportati nella colonna affittuario sono gli affitti massimi che possono essere richiesti da un'agenzia a un affittuario. Quindi per un monolocale siamo a 416 euro, estremamente preciso, questi prezzi vengono ricalcolati in base all'inflazione ogni anno, quindi non abbiamo cifre tonde, abbiamo 416 euro per un affittuario, per un monolocale, il proprietario riceverà al massimo 530 euro per lo stesso monolocale. Quindi l'intervento dell'agenzia immobiliare sociale in questo caso è quasi, stiamo parlando di 85 euro al mese. L'ho comparato a un prezzo di mercato. Questo prezzo di mercato è un prezzo che ho ricavato velocemente oggi per poter darvi un po' un'indicazione di cosa sta succedendo. Questa è una ricerca che ho fatto sul sito di Affitti Alloggi, mentre le prime due colonne sono le tabelle ufficiali della regione. E quindi vedete comunque che il divario tra il prezzo di mercato e il prezzo che il proprietario riceve mettendo in affitto via un'agenzia immobiliare è comunque molto significativo. E lo è ancora di più quando si va verso il basso della tabella, per cui se il divario, un proprietario che ha un monolocale accetta facilmente il divario, diciamo, tra i 750 euro che potrebbe dargli l'affitto sul mercato e i 530 invece garantiti dall'agenzia, è molto più difficile che passi invece per gli appartamenti da 4 camere dai 2.500 di una media di mercato un massimo di 1.200 euro offerti dall'agenzia. E questo spiega la difficoltà di avere anche per le agenzie immobiliari sociali degli alloggi di grandi Italia. Come vi dicevo, non c'è nessuna relazione tra affittuario e proprietario. Questo è molto importante per evitare delle truffe, in qualche modo, perché quello che è successo in realtà è che proprietario e affittuario in alcuni casi, che poi in effetti i controlli qui funzionano molto bene, quindi queste cose vengono svelate, proprietario e affittuario si erano messi d'accordo, per cui in qualche modo si dividevano il vantaggio dell'intervento dell'agenzia.
E quindi insomma la mancanza di relazione diretta tra affittuario e proprietario permette effettivamente di separare le due relazioni contrattuali. Ho chiuso qua perché insomma il dibattito può essere estremamente lungo e i dettagli sulla legislazione penso che non siano interessanti. Il mercato sicuramente è molto diverso in Sardegna, così come le norme di affitto, e penso che questa sia più o meno sufficiente per darvi un po' un'idea di come funziona e di quali sono le possibilità, in ogni caso, di intervenire tramite un intermediario che possa avere questo ruolo di assicurare da una parte il proprietario per quanto riguarda sia la gestione del suo bene in termini di garanzia qualitativa dell'occupazione che garanzia del reddito, e d'altra parte garantire alle persone con redditi medio-bassi un alloggio di qualità a un prezzo calmierato. Beh, grazie a te Virginia per questa presentazione. Inviterei se ci sono delle domande. Io ne ho già due, magari le faccio e poi partiamo. Benissimo, La prima iniziamo. domanda è se hai un'idea dei tempi medi di attesa che ci sono con queste agenzie. Cioè, se si tratta di mesi o se si tratta comunque di anni. Hai detto che per gli alloggi più grandi sono sicuramente più lunghi, Sì. cioè, nel senso, abbiamo parlato di 7-18 anni per l'edilizia pubblica, volevo capire di quanto riducono l'attesa le agenzie. E poi l'altra domanda che volevo fare è se queste agenzie devono dare l'alloggio a persone che sono nella lista d'attesa della regione di Bruxelles, o se queste agenzie hanno una lista d'attesa loro propria fatta tramite altre onlus o tramite altri meccanismi. Non Allora, rispondere su ehm, o se raccogliamo delle domande, come preferisci. ehm, rispondo forse a mano, così non, Ok. siamo freschi sulla faccenda. Allora, per quanto riguarda i tempi di attesa, purtroppo si sono allungati anche sulle agenzie. Ehm, siamo comunque su tempi molto più corti rispetto ai tempi di attesa del pubblico, quindi per le persone singole siamo sui 2 o 3 anni, ehm, che appunto rispetto ai 7 dall'altra parte sono molto più brevi. Ehm, per le famiglie numerose, purtroppo in realtà il problema è che non riusciamo ad avere degli alloggi, quindi le attese sono lunghissime, infinite. Io ho visto appunto, di famiglie in attesa per 10 anni per avere un alloggio AIS, e nel momento in cui finalmente l'alloggio è arrivato, ovviamente la situazione di una famiglia cambia. I bambini crescono in 10 anni e mi ricordo benissimo questa situazione per cui questa famiglia che aveva ancora tutti i bambini a casa, i bambini diventati quasi adulti, a cui abbiamo attribuito questo alloggio, tra la commozione e le lacrime di tutti in questa situazione, in questi che anno dopo anno scrivevano la lettera per poter chiedere se la loro candidatura era sempre valida e in attesa. Le candidature attualmente, ogni agenzia ha il suo sistema non c'è una centralizzazione per le candidature. Quindi ogni agenzia ha avuto fino adesso la libertà di fare come voleva. Quindi l'agenzia per cui lavoravo io, ad esempio, aveva delle candidature dirette. Ogni persona poteva iscriversi e compilare il formulario per poter fare la domanda. Altre agenzie lavorano esclusivamente con dei partner sociali, e quindi con delle altre associazioni che lavorano con dei pubblici spesso ancora più precari.
che possono essere ad esempio soltanto i senza tetto, oppure le donne, le donne vittime di violenza, le persone che hanno avuto il diritto d'asilo, insomma, vari pubblici. Attualmente c'è in progetto una centralizzazione delle iscrizioni, perché ovviamente questa cosa moltiplica le iscrizioni da parte del pubblico, che si ritrovano appunto a dover effettuare oggi 24 domande se vogliono fare la domanda nelle 24 agenzie immobiliari sociali. Non tutte hanno la possibilità di prendere le candidature, però in qualche modo crea uno surplus di lavoro che non è molto giustificabile, e quindi è un'attualità veramente questa cosa della centralizzazione delle iscrizioni, a livello però delle agenzie immobiliari sociali, e non si tratterebbe comunque di una lista unica tra il pubblico e le agenzie immobiliari sociali. Quello che cambia tra il pubblico e le agenzie immobiliari è comunque il prezzo degli affitti, perché i prezzi degli affitti delle agenzie immobiliari sociali sono comunque dati da una tabella in base all'alloggio, in base al numero di camere dell'alloggio. Poi ci possono essere delle piccole variazioni, ma sono marginali, direi. Quello che invece gli affitti degli alloggi sociali invece sono definiti dal reddito della famiglia, e che sono notevolmente più bassi ancora. Per cui non tutte le persone che sono in attesa di un alloggio sociale sono eventualmente candidati a essere candidati affittuari di un'agenzia immobiliare sociale, perché potrebbero non avere comunque un reddito sufficiente a pagare anche l'alloggio dell'agenzia immobiliare sociale. Ho Grazie. risposto. Claudia, chi vuole Sì, fare domande? volevo, Sta alzando la manina. volevo ringraziare Virginia, è stata molto chiara. Ho una domanda. Volevo sapere chi copre la differenza tra l'affitto che paga l'affittuario e quello che arriva invece al proprietario. Poi un commento così, mi ricorda questo modello delle aziende che ci sono, che si occupano per esempio ce n'è una a Cagliari che si occupa di trovare gli appartamenti per gli studenti. Non è la stessa cosa, tanto che i prezzi non sono assolutamente di mercato, cioè nel senso sono prezzi di mercato, però non sono sociali, ecco. Però loro si occupano proprio di fare l'intermediario tra il proprietario e lo studente. Niente, così un commento, grazie. Allora, le agenzie immobiliari sociali sono finanziate dalla regione Bruxelles. Prima di tutto devono essere riconosciute come agenzie immobiliari sociali, quindi attualmente non è più non è che un'associazione può attribuirsi il titolo di agenzia immobiliare sociale. È diventato proprio un sistema estremamente regolamentato, per cui un'associazione che volesse pretendere ad avere questo titolo deve prima di tutto fare una domanda alla regione per essere riconosciuta come agenzia immobiliare sociale, e in quanto agenzia immobiliare sociale riceve un sussidio regionale. Si tratta di non so come si dice, di un envelope, un sussidio globale, diciamo, che viene calcolato comunque in base al numero degli alloggi che sono gestiti dall'agenzia e alla taglia degli alloggi. Anche lì il calcolo è estremamente complicato, ma diciamo che il valore del sussidio è proporzionato al numero degli alloggi gestiti, ma è appunto una cosa globale. Poi da questi sussidi l'agenzia deve gestire, da buon padre di famiglia, tutto quanto. Deve pagare i dipendenti, deve pagare il divario tra l'affitto dei proprietari e l'affitto degli affittuari, deve pagare le proprie spese di funzionamento, deve pagare appunto le assicurazioni, eccetera, come vi dicevo. Quindi deve fare delle scelte di gestione.
E per questo la tabella sugli affitti indica degli affitti massimi che possono essere pagati ai proprietari e ricevuti dagli affittuari, ma l'agenzia ha comunque la libertà eventualmente di negoziare con i proprietari degli affitti più bassi in modo da diminuire il margine del sussidio che va a pagare questa differenza tra i due affitti. I sussidi sono annuali, quindi ogni anno l'agenzia deve fare una dichiarazione degli alloggi che ha in gestione e deve dare la prova di aver affittato gli alloggi a delle persone che erano nelle condizioni di poter beneficiare degli aiuti. Nel caso in cui una famiglia non fosse nelle condizioni di poter beneficiare di un alloggio sociale, quindi avere dei redditi superiori, il sussidio, una parte del sussidio non può essere pagato. Quindi l'agenzia non può affittare a persone con redditi superiori. Può capitare che una persona, capita spesso che delle persone, soprattutto persone che passano da situazioni di disoccupazione a lavoro, si ritrovano ad essere a volte al limite di questo margine e quindi alcuni anni possono beneficiare dell'intervento e altri anni no. Nel momento in cui la famiglia dovesse avere dei redditi superiori e quindi non poter beneficiare dell'intervento, l'agenzia quello che fa è che chiede, adatta allora a quel punto l'affitto e fa pagare lo stesso affitto che paga al proprietario, perché appunto non riceve il sussidio compensativo. Rimane comunque un affitto estremamente basso, come avete visto, rispetto al prezzo di mercato. Grazie. Bacchis. Sì. Io volevo fare una domanda un po' parallela a questo tema perché adesso non mi ricordo chi ha introdotto questa riunione, forse la ragazza che è ripresa adesso. Chiaramente è un tema molto ampio questo degli affitti, caraffitti, parallelo anche alla gentrificazione, Airbnb, eccetera, eccetera. Quindi qua stiamo parlando in maniera specifica di affitti sociali, ok. Però esistono agenzie o provvedimenti, in questo caso della regione di Bruxelles, anche per quella popolazione che magari non è quindi al di sotto, cioè non ha redditi al di sotto di questa soglia definita per poter accedere agli affitti sociali, quindi magari dei redditi normali che però oggigiorno sono comunque a volte bassi, nel senso che io per esempio sono singolo, ho un reddito normale, però se volessi andare a vivere, che ne so, a Bruxelles, magari è comunque difficile perché monolocali, bilocali sono affittati a uso turistico, brevi termini, eccetera. Quindi immagino quest'altro binario di popolazione, tra virgolette, dai redditi normali, una coppia, un single, e esiste un modo per agevolare un pochino anche questa popolazione e quindi anche lì andare a rosicchiare il mercato agli affitti stagionali, bed and breakfast più o meno abusivi o magari no. Mi chiedevo questo perché chiaramente questo degli affitti sociali è un argomento importantissimo, però poi vediamo che i centri città comunque sono devastati, cioè sta succedendo anche a Cagliari che è una città piccola, mi immagino a Bruxelles o casi macroscopici come Barcellona, Parigi, eccetera, che si stanno svuotando, no? Non so se agenzie di questo tipo, con tutti i problemi che ci hai elencato tu di liste d'attesa, il fatto che non raggiungano tutti gli appartamenti disponibili, però forse non esaurirebbero il problema, forse, anche se dovessero accontentare tutte le famiglie in lista d'attesa, probabilmente rimarrebbe il problema dei centri carissimi e quindi tutte queste persone con redditi normali come fanno? Quindi, tornando alla domanda, esistono agenzie o provvedimenti per cui i redditi, diciamo, oltre la soglia minima, eccetera, eccetera? Domandina. Sì,
esiste qualcosa anche per i redditi medi, diciamo. Ma si tratta più dell'accesso alla proprietà, dei sistemi per favorire l'accesso alla proprietà. Per cui esiste un'edilizia pubblica eh, ehm, che si rivolge, quindi vengono costruiti degli appartamenti che poi vengono rivenduti, costruiti dal pubblico e rivenduti dalle persone con redditi medi. Ehm, Questa cosa, oltre a questo sistema, c'è anche una specie di banca pubblica, direi, che dà credito, fa credito a credito praticamente zero, o estremamente basso, ancora più basso del mercato quando era il suo minimo storico. Dà la possibilità a persone che vengono escluse dal credito bancario classico di poter in questo caso sottoscrivere un credito ipotecario prendendo in prestito il 110% del prezzo di acquisto, perché oltre al prezzo di acquisto ci sono le spese notariali, ci sono le spese di registrazione, eccetera, per cui una persona che non ha economie, risparmi, potrebbe essere ovviamente in difficoltà per un acquisto. Quindi queste sono le cose principali che sono previste per i redditi medi. Non c'è un'agenzia invece che si occupa essenzialmente del mettere in affitto a un prezzo medio, questo no. Però l'accesso alla proprietà diciamo che potrebbe essere una bella soluzione, anche migliore di quanto non lo sia un affitto, no? Ascolta, ne approfitto visto che non vedo mai alzate. Quindi al di là di agenzie, eccetera, mezzi, cioè come viene affrontata un po' la questione degli affitti brevi nei centri? Perché in questo caso tu mi hai parlato di quindi facilitazione alla proprietà, quindi immagino nuove costruzioni saranno in periferia, però poi la città, gli appartamenti, non dico in centro, super centro, però poi, come dire, la parte viva, normale della città, c'è qualche strumento, cioè, Allora, che... devo dire che anche queste molto spesso anche questi nuovi edifici che vengono costruiti non sono necessariamente in periferia, perché come vi dicevo, l'edilizia è molto anziana a Bruxelles, quindi ci sono demolizioni in continuazione Ok. e molto spesso vengono ricostruiti poi mm, eh, piccoli, non so come dire anche questa cosa, insomma, un incrocio, poi Bruxelles è una città un po' complicata per chi la Isolati, conosce, un isolato. un isolato, esatto. Vedi isolati interi che vengono demoliti e poi Ok, ricostruiti. ok. Quindi capita che questi alloggi siano in realtà in pieno centro. Per quanto riguarda gli affitti brevi, invece, mi trovi assolutamente impreparata. Non so rispondere a questa questione. So che è stato una questione estremamente dibattuta a livello parlamentare a Bruxelles, però non ti so dire quali sono le misure che sono state prese contro gli Airbnb, perché questa è essenzialmente la cosa che ovviamente ha creato negli ultimi anni le grandi difficoltà ehm, che sicuramente ha avuto un impatto sugli affitti. Grazie. Dovrò documentarmi e prometto che la prossima volta vi saprò rispondere, farò un addendum. Solo per dire che sto leggendo giusto ora che Bruxelles ha vinto una battaglia contro Airbnb e ha imposto che le case vengano affittate a breve termine al massimo per 120 giorni all'anno, che non è una grandissima limitazione, però comunque sicuramente
un po' diminuisce il distacco che c'è cioè nel senso ti limito e non puoi affittarla 365 giorni all'anno, quindi più o meno non è che limiti il mercato, però in qualche modo cerchi di frenare questa corsa. L'ho appena letto così. Grazie per l'informazione. Sì, volevo chiedere, visto comunque gli interventi di Ivana e di Bakis, appunto come venisse regolamentata la cosa, nel senso, ok, io faccio il furbo, faccio il furbacchione, perché io immagino questa struttura che funziona, però qui in Italia faccio il furbacchione, che cosa mi succede? Cioè le persone tentano la furberia oppure un discorso più di responsabilità? Oppure c'è chi cerca comunque di fare la furbata per guadagnarsi qualche soldo in più. Ma appunto ti dico, l'unico sistema di furbata che esiste, ma è un sistema di furbata da poveri, cioè eventualmente nel momento in cui i proprietari e affittuari si dovessero conoscere e mettersi d'accordo per pagare poi, cioè il proprietario potrebbe estorcere in qualche modo qualche soldo in più all'affittuario. ehm, e dirgli, vabbè, io ti metto l'affitto via l'agenzia, tu invece di pagare 400, paghi 450 che so, all'agenzia e a me dai 50 euro in più. Questa è l'unica situazione in cui abbiamo potuto realizzare appunto che c'era una specie di approfittamento della situazione da parte di due poveracci alla fine, cioè non è sicuramente la cosa più frequente. In realtà, più frequentemente questa cosa non succede e non c'è proprio nessun tipo di relazione tra proprietari e affittuari. Quello che sta succedendo invece è un'altra dinamica che vi dicevo all'inizio, è che ci sono, viste le garanzie in realtà che vengono date dalle agenzie immobiliari sociali, ci sono dei promotori privati che costruiscono o rinnovano degli alloggi con l'intento, prima, cioè loro fanno tutto il loro business plan con l'idea di darli in affitto alle agenzie immobiliari sociali, perché sanno che hanno quel reddito garantito per tutta la durata del contratto. Tra l'altro, un'altra misura che è stata presa per incentivare le agenzie immobiliari sociali è anche una diminuzione dell'IVA sugli immobili nuovi. Quindi se una persona ha un appartamento nuovo e lo dà in affitto a un'agenzia immobiliare sociale, in questo caso però per una durata minima di, se non sbaglio, 15 anni, invece di pagare il 21% di IVA, paga il 12% di IVA. Quindi è stato un altro sistema, strumento finanziario utilizzato dalla regione per incentivare il sistema delle AIS. Comunque sia, che si tratti di un immobile nuovo, di un immobile rinnovato, sono vari i proprietari i promotori appunto che hanno deciso di investire su questo sistema. Quindi è iniziata una distorsione qualche anno fa del sistema AIS, per cui ci sono stati appunto dei promotori molto grandi che hanno iniziato a costruire blocchi di appartamenti con 60 appartamenti, 100 appartamenti, 180 appartamenti, dicendo io li costruisco e li do in affitto all'agenzia immobiliare sociale. Nel frattempo pago l'IVA al 12%, ho la garanzia dell'affitto, loro si sono fatti il loro piano. Nella costruzione sanno che metteranno il meno possibile in termini di qualità dei materiali e il loro programma non dichiarato o non Sì, perché pubblicamente comunque ci sono una dichiarato e dopo rivalutazione. i 20 anni questi alloggi li rivenderò allo Stato. Certo. Sì, 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 ho capito, ho capito.
Quindi tra poveri è una guerra persa, cioè direi che tra un proprietario privato e un affittuario privato non c'è nessuno che cerca o riesce veramente ad approfittarsi del sistema, perché è comunque estremamente regolamentato e quindi è tutto abbastanza chiaro ed è difficile veramente trovare un vantaggio altro di quello che pubblicamente viene offerto. E invece appunto su questa faccenda anche lì il ministro degli alloggi si sta muovendo da alcuni anni per cercare di capire come fare, perché da una parte c'è stata il welcome, dire oh, qua ci sono dei nuovi alloggi, questi proprietari, questi promotori privati ci stanno risolvendo il problema degli alloggi sociali perché stanno mettendo nel mercato centinaia di alloggi che il pubblico non era capace di fare. Però appunto stanno sfruttando in realtà un sistema che non era creato per quello, mettendo anche in difficoltà le agenzie immobiliari, perché le agenzie appunto sono comunque delle piccole strutture che non hanno, ad esempio l'agenzia per cui lavoravo io gestiva 300 alloggi. Se hai un proprietario che arriva dall'oggi all'indomani e ti dice ho 100 alloggi per te, significa ovviamente cambiare di scala anche, no? Dover Certo. investire, assumere delle persone, ma viene anche a giocare contro l'idea, in realtà, un altro dei vantaggi delle agenzie immobiliari sociali e che ne ha fatto in parte il successo, è che prendendo in affitto degli appartamenti che si trovano non concentrati in torri di alloggi sociali, non esiste nessuna stigmatizzazione degli affittuari. Le persone si ritrovano a vivere in un appartamento lambda, qualsiasi, quindi non hanno nessuna etichetta sociale addosso. E invece nel momento in cui vengono costruite queste torri o questi blocchi di appartamenti e dati tutti in affitto a un'agenzia, ci si ritrova appunto in una dinamica come gli alloggi sociali, con una concentrazione comunque di persone con difficoltà, se non altro economiche, ma molto spesso con altri problemi anche. Ok. Era solo per capire se ci fosse, diciamo, un po' di responsabilità, ma diciamo che tutto il mondo è paese. Hanno trovato il modo per guadagnare e lo fanno. Sì, è stato, sì, si è vista lì in qualche modo una possibilità sì, di sfruttare un sistema che funziona, che in realtà doveva servire sia il privato che il pubblico, cioè nella sua concezione il sistema degli ES ha vantaggi per tutte le parti, ha vantaggi per gli affittuari, per i proprietari, ma anche per il pubblico, appunto, che riesce in qualche modo a pagliare la mancanza di alloggi sociali. È solo che immagino sempre cosa è successo quando c'è stato il bonus del 110% qua in Italia, dove chiunque ne ha approfittato, anche i furbi, e chi magari invece l'ha fatto perché aveva un sogno nel cassetto, quel sogno poi o è riuscito a portarlo a termine oppure non è proprio riuscito neanche a cominciarlo. E, e diciamo che adesso sta succedendo che sono tutti criminalizzati, però intanto nel frattempo le imprese edili hanno lavorato tantissimo, hanno guadagnato, ma hanno guadagnato anche i furbi. E quindi penso sempre al lato positivo, anche se c'è Sì. un piccolo lato negativo o grande, ecco. Allora, il 110% penso che sia una di queste politiche che devono passare alla storia. A Bruxelles Sì. con questi incentivi, quando sono maggiorati per le AIS, e quindi sono quelli più alti possibili e immaginabili, non arrivano a coprire il 60% della Sì, sì, spesa. comprensibilmente È anche. normale, direi. Anche perché sono un modo per farsi fare la casa gratis, ecco. Esatto. E che si rifà il tetto, ok? Ok? È una spesa importante, il 60% del tetto verrà pagato dai sussidi, ma fa un commitment
a mantenere l'affitto ancora per 9 anni. Quindi se è in corso di affitto durante il contratto con l'AIS, dice, ha firmato 5 anni fa, per 5 anni ha dato la casa in affitto, adesso esiste il problema del tetto, vuole rifarlo, vuole beneficiare degli incentivi, ok, benissimo, gli vengono pagati questi incentivi, però deve mantenere l'alloggio ancora per 9 anni perché quegli incentivi gli vengono attribuiti, maggiorati in quel modo perché c'è una finalità sociale e perché ovviamente si riconosce ovviamente che lui percepisce un affitto più basso rispetto a quello che potrebbe ricevere nel mercato. Però anche da parte sua questi soldi, che sono soldi pubblici, devono in qualche modo ritornare da un'altra parte e quindi si fa nella durata dell'affitto. Molto chiaro, grazie. Prego. Io volevo fare un'altra domanda proprio su come sono strutturate le agenzie. Per esempio, tu hai detto che l'agenzia per cui hai lavorato aveva 300 alloggi. Sì. Volevo capire più o meno quanto personale ha un'agenzia di 300 alloggi, cioè quante persone ci lavorano e che tipo di figure ci sono dentro, perché insomma immagino ci saranno anche dai manutentori agli operatori sociali, insomma un po' questa cosa qua. Sì. Allora, noi eravamo, sono loro ancora, 8 persone fisiche, ma non tutti lavorano a tempo pieno, penso che siamo tipo 6 equivalenti a tempo pieno. Ok? C'è una direttrice, 3 gestionari che si occupano appunto di tutte le relazioni contrattuali con proprietari e affittuari, una segretaria che fa la prima linea e si occupa appunto di rispondere al telefono, fare il dispatching, dare le prime informazioni a tutte le persone che vogliono iscriversi, ma anche fare il primo controllo dei formulari, ad esempio, di iscrizione. Abbiamo un gestionario tecnico che si occupa di tutti i contratti di manutenzione, ad esempio di manutenzione delle caldaie, di contratti per gas, elettricità, acqua, passazione dei contatori, e stabilire i preventivi in favore dei proprietari, ad esempio se un proprietario vuole rifare il tetto, c'è tutta questa parte che viene data come offerta del servizio dall'agenzia, che non è, fa parte appunto dei servizi offerti ai proprietari. Quindi stabilire dei preventivi, fare l'analisi dei preventivi, seguire il cantiere nel caso in cui si facessero dei lavori, e tutto questo viene fatto dalla gestionaria tecnica, ma anche appunto fare le domande per gli incentivi pubblici. Gli incentivi penso che si chiamino, insomma, questi sussidi che vengono riconosciuti nel caso di lavori fatti sul bene. Estintori, ascensori, tutta questa roba qua. Un operaio. L'operaio si occupa della prima linea a volte se ne occupano anche i gestionari, quindi quando hai il tuo locataire, l'affittuario al telefono che ti dice ho un problema, che so, del rubinetto, cerchi di capire, molto spesso poi qua c'è un problema anche di espressione di lingua, delle persone che vengono da culture diverse, quindi che non sanno esattamente come funzionano certi apparecchi, perché magari non hanno mai avuto una caldaia nelle case dove hanno abitato fino ad allora. Quindi c'è una prima parte di gestione tecnica che viene fatta anche da parte dei gestionari. Però ecco, nel momento in cui c'è un problema tecnico accertato, la prima cosa è mandare l'operaio per vedere se possiamo risolverlo da soli, a minimo costo, sia per l'affittuario o per il proprietario.
oppure se si deve fare intervenire ovviamente un professionista. E poi c'è un assistente sociale. E l'assistente sociale si occupa di tutta una serie di aiuti che possono esserci sia legati all'alloggio, quindi altri strumenti, altri aiuti finanziari per delle persone che lasciano delle situazioni particolari come della sovrappopolazione o delle situazioni di insalubrità o delle persone che escono dalla strada o che lasciano un centro di accoglienza, eccetera. Si occupa di gestire tutta la parte amministrativa con loro, ma si può occupare anche di cose diverse come gli assegni familiari, ad esempio verificare che le persone ricevono gli assegni familiari, oppure fare le domande delle borse di studio per i ragazzi, insomma, tutto quello che può essere intorno alla cosa. Anche a volte abbiamo avuto molte situazioni di precarietà alimentare, per cui trovare degli degli aiuti alimentari, insomma, ci sono diverse forme di aiuti alimentari, e quindi creare anche delle relazioni con altre associazioni che magari non sono direttamente legate all'alloggio, ma che possono essere dei partner con l'agenzia immobiliare, per cui abbiamo una serie di partenariati con altre associazioni che si occupano magari di altre cose come l'aiuto alimentare, e offrire quindi tramite l'agenzia l'accesso ad altri servizi a beneficio dei nostri affittuari. Grazie. Sabrina? Ciao, grazie Virginia per questo varco che ci stai aprendo perché è estremamente interessante ed è interessante anche provare a capire se possa essere adattato a una realtà come la nostra. Mi chiedevo se dal punto di vista dell'agenzia ci fosse semplicemente un ricevere delle disponibilità da parte dei proprietari o degli enti pubblici o se ci fosse un'attività anche di ricerca e soprattutto come ci si comporta quando ci si interfaccia con l'ente pubblico, cioè prima facevi riferimento ai comuni che mettono a disposizione i loro beni in alcuni casi. Come funziona in questo senso? Grazie mille. Allora, aspetta, mi sono persa. Ridimi, scusa, la prima parte della tua domanda. L'attività di ricerca, se Attività di esiste. ricerca, sì, certo. Sì. Attività di ricerca. Allora, all'inizio, anche quando ho iniziato io a lavorare, aprivamo la pagina degli annunci e contattavamo noi i proprietari. Poi in realtà adesso il settore è conosciuto a Bruxelles, il sistema è conosciuto, quindi non abbiamo più questa necessità e sono essenzialmente i proprietari che ci contattano. E quindi non c'è più una ricerca attiva o molto, molto limitata. Non è comunque sufficiente. Sicuramente c'è un pubblico più importante che potrebbe essere una quantità di proprietari che non hanno ancora l'informazione o che potrebbero essere interessati e motivati. Si fanno delle campagne pubblicitarie a livello della regione sul sistema delle AIS, sono state delle campagne di radio, delle campagne sui mezzi di trasporto pubblici. Sicuramente ci sono ancora delle possibilità di aumentare il numero dei proprietari che potrebbe essere sensibilizzato al sistema. Per quanto riguarda gli enti pubblici, allora ci sono due cose essenziali, cioè direi due filoni.
o quelli appunto dei comuni che hanno creato la loro propria agenzia, e lì non c'è discussione, prendono i loro beni e li mettono in gestione via l'agenzia che hanno creato loro. Ai criteri che decidono loro, ma che devono comunque ovviamente rispettare le tabelle, ad esempio, degli affitti. Su quello non c'è sgarro possibile. L'altra possibilità, e con questo invece abbiamo noi lavorato, noi non siamo l'agenzia per cui ho lavorato io, non è un'agenzia pubblica, non è un'agenzia, cioè, scusa, non è un'agenzia comunale, è appunto una delle vecchie militanti, anche mal vista all'inizio dagli enti pubblici, ma ad un certo punto si è riuscita a fare una certa nomea di serietà, e quindi avere anche la fiducia degli enti pubblici per la gestione di alcuni appartamenti. Quello che succede è che spesso anche gli enti pubblici possono essere in difficoltà nel rinnovare alcuni beni, o a trovargli una soluzione temporanea. E quindi questa cosa è capitato, ad esempio, per una casa per cui una casa bellissima in mezzo a un parco, una roba da sogno. Il comune aveva deciso che quella casa sarebbe stata trasformata in asilo. Ma i piani di attuazione di tutta questa cosa avevano un orizzonte temporale che portava all'inizio dei lavori a 5 anni dopo. E loro durante questi 5 anni non sapevano come gestire questo immobile, perché appunto non era pronto così come era a ricevere niente. E quindi hanno fatto richiesta alle agenzie immobiliari sociali se c'era una che era pronta a prendere in affitto. In quel caso noi abbiamo ripreso questa casa, abbiamo dovuto rifare l'impianto elettrico, l'abbiamo in realtà presa in quel caso a titolo gratuito, ce l'hanno messa a disposizione senza dover pagare nessun affitto al comune che ne era proprietario, però il comune in questo caso ha evitato comunque una degradazione del bene, perché ovviamente un immobile che è sfitto soffre di una serie di problemi. I nostri interventi si sono limitati a metterla in sicurezza, quindi a riparare un'infiltrazione che c'era nel tetto, ad esempio, che sarebbe stata dannosissima e irreparabile probabilmente dopo 5 anni di pioggia brussellese, e mettere in conformità l'installazione elettrica nel modo più economico possibile, quindi con apparente sui muri, nelle canalette. Cioè, la sicurezza era lì, ovviamente non era estetico, ma questa cosa ci ha permesso ovviamente di avere questa casa bellissima, appunto, in affitto, e di poi darla ovviamente a delle persone che ne hanno potuto godere e che si sono impegnate ad esempio a tenere il giardino. Altra cosa che altrimenti si sarebbe trasformato in una giungla e avrebbe costituito comunque un costo anche per il proprietario, per il comune in questo caso, per fare la manutenzione di questo parco che c'era intorno. Quindi è veramente una cosa che permette a tutte le parti di potersi ritrovare. Grazie mille. Mi è venuta un'altra domanda, se posso e non c'è nessun altro. Vi occupate anche degli arredi degli interni? Oppure è una cosa che gestiscono in autonomia? No, questa cosa non la facciamo. L'agenzia per cui ho lavorato io non ha mai preso le cose, gli appartamenti con i mobili. È una cosa estremamente sensibile, perché in realtà la maggior parte delle persone hanno il loro gusto, vogliono arredarsi casa come vogliono loro. Quindi molto spesso in realtà capita di avere questi proprietari che dicono: "Ma cioè, il mio armadio qua è bellissimo, non lo posso tenere". Tra l'altro a volte sai i mobili vecchi, quelli di legno, quelli che si trovano nelle case delle nonne, che sono anche difficili poi da evacuare, pesanti, non le cose che ha. Ma quel mobile non lo vuole più nessuno, quindi
e quindi la maggior parte degli affitti sono fatti non ammobiliati. C'è un'eccezione a questo e sono una categoria molto specifica di alloggi che vengono chiamati gli alloggi di transito, che sono degli alloggi di urgenza in qualche modo, la cui occupazione è estremamente precaria. I contratti di affitto sono per 6 mesi, possono essere rinnovati 2 volte al massimo per una durata massima quindi di 1 anno e mezzo, e sono destinati appunto a persone che sono essenzialmente per strada, e quindi non hanno niente. E in questi alloggi invece sono ammobiliati. Però ecco, sono delle situazioni molto limitate, perché anche questa cosa, appunto, senza entrare nel dettaglio, gli alloggi di questo tipo, alloggi di transito, fanno parte di una categoria in qualche modo a parte, per cui le agenzie ricevono anche lì un sussidio supplementare, perché appunto c'è un costo supplementare legato a questa gestione. Grazie. Prego. Altre domande? Andrea. Sì, volevo chiedere, ma quindi effettivamente quanto tempo è passato tra aver pensato questa cosa e averla messa in pratica? Messa in pratica però che funzionasse. Cioè, Poco in realtà. Allora, all'inizio appunto io non ero ancora lì, qui. Eh, però è stata una cosa di pochi anni in realtà, alla fine degli anni 90, metà degli anni 90 probabilmente, nel 98 è nata è stata regolamentata per la prima volta la questione. È stato molto, molto veloce in realtà. Forse perché il Belgio in realtà è un paese che regola tutto, tra vantaggi e svantaggi, però insomma, ehm, ehm, perché immaginavo a quanto non è stato tempo, un processo molto lungo. immaginavo a quanto tempo questa cosa applicata qui avesse bisogno. Questo processo si integrasse con la struttura in Sardegna, in Italia, perché immagino sempre che sì, ok, la applichiamo in Sardegna, ma poi magari è una cosa che potrebbe andare bene nel resto d'Italia anche. Ci sono tantissimi appartamenti sfitti, non so adesso a Cagliari come sia la situazione, ma immagino che sia ancora così. Un Mhm. proprietario preferisce Sì. non affittare che avere rotture. Sì, esatto. L'agenzia immobiliare l'agenzia immobiliare sociale permette di non avere rotture in qualche modo. Ed è quello probabilmente che ha fatto il suo successo. Quello che penso che sia vincente nella cosa, appunto, è il fatto che ognuna delle parti è interessata. I proprietari, gli affittuari, ma anche il pubblico. Tutti hanno un interesse a che questo sistema funzioni. È estremamente basico in realtà, perché appunto nelle relazioni il fatto di evitare che ci sia il contatto tra proprietario ed affittuario è un vantaggio. Il sistema della griglia degli affitti è super basica, e poi spetta all'agenzia poter eventualmente negoziare le cose con il proprietario, ma una cosa che se volete provare a fare un modello, sconsiglierei di cominciare a fare i prezzi al metro quadrato, o sconsigliare di fare i prezzi ma io ho gli infissi di alluminio, io ce li ho di così, io ho la cucina con il microonde, cioè così non se ne viene più fuori. Um, le tabelle più basiche, secondo me, sono quelle che permettono anche di non stare lì a tirare le discussioni all'infinito. Questo è quello che ti posso offrire, Sì, prendere sì, o sì. lasciare. Sì, sì, è l'erba del vicino. Ciò che sta succedendo a Cagliari invece forse diciamo, sul lato proprietario è per evitare
gli impegni, le rotture di scatole dei proprietari, appunto ci sono delle agenzie che ormai si occupano di gestire le proprietà per gli affitti a breve termine, quindi Mhm. si tratterebbe proprio invece di capire come queste agenzie potrebbero essere quasi concorrenti, forse in un certo senso. Ah, sicuramente, certo. Immagino che Sì. esistano anche a Bruxelles, sicuramente. Anche lì, purtroppo questa cosa, breve termine e affitti di turismo, è una cosa che non conosco. Ehm, per il proprietario immagino sia una questione ovviamente ehm, di reddito, sicuramente ovviamente un affitto a breve termine ti dà un reddito più alto, ti dà però anche un uso del tuo bene che è molto più importante. Degli investimenti che devi fare più frequentemente, probabilmente no, ridipingere o riammobiliare, eccetera. E poi c'è ovviamente la componente sociale che è estremamente importante, cioè un proprietario che affitta a turisti perché pensa soltanto alla propria tasca, non è sicuramente lo stesso proprietario che avrà invece la voglia di affittare un'agenzia immobiliare sociale sapendo che quell'appartamento potrebbe essere utilizzato da una famiglia e una famiglia potrebbe viverci per 10 anni. La componente sociale secondo me è una componente che va sottolineata. No, è vero che anche qua ci sono tantissime persone che vorrebbero, però pongono davvero il problema del fatto che ti metti una famiglia, poi non la puoi tirare fuori se non paga l'affitto. Questa componente c'è in Sardegna, c'è tantissimo. Certo, e quella verrebbe completamente a cadere con il sistema delle agenzie immobiliari sociali. Ah, Cris- al proposito degli sfratti e delle cose, appunto, il proprietario non avrebbe, avendo la relazione con l'agenzia, non ha mai questo problema. Se l'affittuario non paga all'agenzia, ed è l'agenzia che si deve occupare di dare lo sfratto. Allora, prima di arrivare a uno sfratto è molto raro comunque, perché comunque ci sono appunto tutto il sistema che c'è attorno con i vari tipi di incentivi. Almeno l'agenzia per cui lavoravo io lavorava per evitare, cioè per dare gli alloggi, non per toglierli. Quindi anche il lavoro dell'assistente sociale di poter trovare delle soluzioni di aiuti, di altri aiuti, ad esempio, no? Che possono essere gli aiuti alimentari o gli assegni familiari o tutte queste altre cose, partecipano del benessere della famiglia. eh, e ha un rischio minore ovviamente di esporsi a un impagato di affitto. Nel momento in cui la famiglia comunque dovesse essere in ritardo di pagamento, a parte che molto spesso in maniera proattiva, ormai vista la relazione di fiducia che si instaura tra l'affittuario e l'agenzia, l'affittuario avvisa, guarda, ho un problema con la mia disoccupazione, perché magari viene rivisto il dossier di disoccupazione, quindi sa che non avrebbe la possibilità di pagare in tempo, oppure ci sono persone che ci dicono è morto mio babbo, devo tornare al paese. Tornare in Togo costa ovviamente la possibilità di pagare l'affitto. Ci avvisano e facciamo dei piani di pagamento per poter... piani di pagamento mi sa che non esiste in italiano, vero? Comunque, dilazionare il pagamento in modo che possa recuperare il ritardo. Quindi questa relazione di fiducia che c'è tra l'agenzia e l'affittuario è un'altra delle cose che permette di mantenere le famiglie negli appartamenti anche in situazioni che possono essere difficili. Il proprietario non vorrà mai sapere niente di tutto questo, continua a ricevere il suo affitto e nel caso veramente in cui una famiglia non dovesse più riuscire a pagare, si dovesse arrivare veramente all'estremità dello sfratto, è l'agenzia che si occupa di tutto quanto.
per fare la procedura, eccetera. E quindi anche lì il proprietario in realtà non è notificato di niente. Cristiana? C'era Enrico anche, forse puoi dire che apriamo altri 2 o 3 interventi, forse non so quanto volete trattenervi, però direi di chiudere 11 meno un quarto, 11. Ok, Paolo? Prenotatevi subito così abbiamo chiara l'idea di a che ora andremo a letto. Vai, Cristiana. Grazie mille veramente di questa finestra su altri modi possibili, mondi. Perché appunto io vengo da Bosa, paese sulla costa che soffre di insomma, turistificazione, e in cui veramente la questione abitativa anche per i lavoratori, la richiesta del lavoro stagionale è pressante. E interessantissimo sistema che lavora poi a più livelli, e che mette in gioco anche incentivi per la detassazione e la ristrutturazione, perché penso anche a altri paesi, comunque c'è un sacco di patrimonio di proprietari che non hanno la forza o la volontà di investire in un impegno di ristrutturazione, e vincolare questo alla messa a disposizione di quel bene, in locazione a affitti lunghi, insomma, risolve tanti diversi problemi su varie scale, anche di riqualificazione urbana. Chiaramente, appunto, a Bosa la questione, cioè, fondamentale è la garanzia per il proprietario, perché ad oggi affittare affitto breve su Airbnb consente di delegare l'impegno anche di gestione, perché l'economia dell'affitto ripaga anche il costo di una persona che gestisce la cosa, e quindi solleva da tutti gli impegni. Però sottrae quella casa alla disponibilità, insomma, della locazione per i residenti. Eh, Interessante la partecipazione anche dei comuni in questo. Tu hai parlato di un'agenzia che offre anche un accompagnamento sociale. Penso ai comuni che comunque i nostri comuni vivono una sofferenza, i servizi sociali nella gestione eh, delle, delle fragilità e delle questioni delle sofferenze della cittadinanza, e avere anche una possibilità di esternalizzare questa cosa mantenendolo in un regime comunque di eh, pubblico e comune è molto interessante. E appunto, tanti livelli sono chiamati ad agire insieme. Interessante appunto ragionarci su, partendo poi da uno studio del fenomeno, come diceva Ivana in apertura, che è fondamentale portare avanti per mostrare la questione abitativa in Sardegna, e quindi poi eh, far sì che si trovino anche delle soluzioni tipo queste. E quindi grazie mille, torno a dire, non ho domande. Vado io? Sì. Allora, grazie a Sardegna Chiama Sardegna per aver organizzato l'evento, e a Virginia per la disponibilità e anche lo sforzo del dover tradurre i termini di lavoro dal francese, immagino, all'italiano. Insomma, uno sforzo che riconosco e apprezzo. E, devo dire, io ho abitato 2 anni a Bruxelles, perché ho fatto la specialistica all'università. Lì ho sempre parlato male dello Stato belga, quindi mi sento di scusarmi innanzitutto, perché in realtà la politica pubblica sembra veramente azzeccata, anche perché risponde anche a una tendenza verso le politiche sull'edilizia popolare pubblica in generale, dove c'è un grande disimpegno. C'è stato in questi decenni nel costruire nuova edilizia popolare. Risponde anche all'esigenza di non dover consumare più suolo e riutilizzare una parte del patrimonio immobiliare che di fatto è inutilizzato. Allora, probabilmente questo può essere l'inizio di un processo di elaborazione politica sul tema, e sarebbe molto interessante vederlo sperimentato anche in Sardegna. Lo vedo molto centrato su contesti urbani,
Io abito a Cagliari da 1 annetto e mezzo e vedo che il problema sussiste come, anche rispetto a quello che diceva Bakis Murgia, che non vedo più, la questione ormai si estende oltre a delle... ok, cioè si sta estendendo anche a un pubblico più vasto rispetto a quello che solitamente è oggetto di politiche di tipo di assistenza sociale. Ehm, Però facciamo un commento l'altro giorno, c'è tra l'altro Claudia Licheri, è l'ultima persona con cui ne ho parlato, e stavo riflettendo sul fatto che è difficile trovare casa in generale, cioè nei nostri comuni, non è solo una cosa che riguarda Cagliari, riguarda anche comuni che non sono turistificati. Spessissimo comuni delle aree interne, cioè persone che vorrebbero abitare nei comuni delle aree interne e non trovano alloggi affittabili, perché da un lato non sono sul mercato, se ci sono o costosissimi o in condizioni pessime, quindi c'è una domanda latente che di fatto non riesce a incontrare un'offerta, o meglio c'è un mismatch tra le due. E questa cosa ormai ha assunto delle proporzioni, essendoci poi poca offerta, i prezzi delle case disponibili magari sono totalmente sproporzionati, sia rispetto al mercato che rispetto anche ai redditi, cioè parlo in questo caso di giovani che vogliono uscire dal proprio nucleo familiare, dei genitori, oppure giovani coppie. Questo ovviamente limita lo sviluppo, insomma, sotto tanti punti di vista. Quindi volevo capire se, non so se questa riflessione tu nello specifico, a livello individuale o collettivo in altri contesti, l'abbia già fatto, se ritieni che in qualche misura il modello belga brussellese possa essere, cioè, ovviamente debitamente mutuato, possa essere applicato anche a contesti diversi, come per esempio aree non urbane, ecco, come possono essere i paesi della Sardegna. Perché questo effettivamente permetterebbe anche di, cioè i paesi si spopolano. Io non ho mai sentito parlare in un convegno sullo spopolamento del tema abitativo, cioè il fatto che se uno vuole abitare nei paesi non ci riesce, è il grande assurdo. E sono paesi che mediamente hanno la disponibilità di posti, diciamo, di unità abitative, insomma, di posti letto, se vogliamo dirla ancora peggio, che solitamente è doppia rispetto alla popolazione residente. Quindi un patrimonio immobiliare teoricamente sterminato. Non sono tutti ruderi, tra l'altro, cioè non stiamo parlando neanche di situazioni irrisolvibili. E se penso a e finisco qui, anche io vengo da Sassari, situazioni del genere, per esempio, contribuirebbero anche a ripopolare periferie geograficamente molto centrali, come il centro storico, per esempio, dove hanno immaginato tante iniziative, housing sociale, eccetera, eccetera, che poi di fatto hanno avuto impatti molto limitati. Tra l'altro c'è un altro aspetto intrigante del modello brussellese che ci tengo a sottolineare, che è il fatto di avere cioè di poter abitare in maniera diffusa. Il problema anche dell'edilizia popolare è che in alcuni contesti, se penso a Sassari, questo è sicuramente il caso, ha costituito di fatto forme di marginalizzazione, isolamento, ghettizzazione di alcune fasce della popolazione che poi hanno portato a situazioni di vario tipo. Il fatto di avere invece dei quartieri che siano anche più vari, che permettono la convivenza di persone di varia estrazione, è fondamentale anche dal punto di vista della coesione sociale. Quindi niente, scusate l'intervento un po' lungo, però la domanda non so se nel frattempo l'hai dimenticata, però credo di averla fatta. Ehm, ehm, Sicuramente, allora, come ti dicevo, questo modello che vi ho raccontato oggi è quello di Bruxelles, ma questa cosa, le agenzie immobiliari sociali esistono anche nelle altre regioni belghe, quindi in Vallonia e in Fiandre, dove non c'è ovviamente questa concentrazione
territoriale su una città, su una metropoli essenzialmente, quindi si tratta di gestire degli appartamenti in centri molto più piccoli. Penso che in realtà qua ci sia un vero problema di mentalità sarda sul cosa fare di un bene di proprietà, perché penso che ci siano molte cose irrisolte, molto spesso sono le successioni che bloccano le cose, ma anche a volte la mia percezione, poi non vogliatemene, ve lo dico così, però a volte ho l'impressione che i sardi abbiano un po' una gelosia di ciò che è mio. E tipo, ma quello è mio, cosa ne so, c'ho la casa in paese, non la uso, però non la posso godere io, non la puoi godere neanche tu. Cioè, mi sembra che ci siano certe situazioni per cui a volte piuttosto che mettere a beneficio una roba, o una cosa che si potrebbe condividere, c'è questa forma invece di volerselo tenere per sé. A me è successo anche con la ricetta di pasti insetti che zia non vuole darmi, quindi la casa sicuramente a disposizione non me la lasciano. E quindi secondo me questa cosa rende difficile, soprattutto nei paesi piccoli, la possibilità di apertura verso persone che sono stranieri, che magari tu ti ritrovi in un paese piccolo del centro, vieni da Cagliari e sei visto come lo straniero, anche se non vieni da tanto lontano. Penso che lì ci sia veramente appunto, questo problema di mentalità, però io sono 20 anni che non vivo in Sardegna, quindi queste cose le conosco molto meno bene di quanto non le conosciate voi. Ehm, Però sicuramente boh, ci si può un po' porre la questione su come indirizzarsi, qual è lì proprio a livello di comunicazione, qual è la comunicazione che deve essere fatta verso questi proprietari per fare in modo che aprano le porte. Mi trovo abbastanza d'accordo e pensando un po' a come ci ha raccontato che è strutturato il team da voi, penso che se si dovesse fare in Sardegna qualcosa di simile dovrebbe avere anche dei giuristi perché tante case poi non hanno i documenti e quindi c'è un problema di quel tipo e forse anche qualche psicologo familiare per derimere, eccetera. Potrebbe essere utile. Mi sembra giusto. Praticamente Giustissimo. si dovesse fondare una AIS qua in Sardegna. E passo la parola a Enrico. Sì, buonasera a tutti e a tutti. Questo incontro nasce anche da uno scambio che abbiamo avuto con Salvatore Marungio, che ha seguito tutto l'incontro, che insomma giustamente ha sollevato la questione di tanti piccoli, tante lavoratrici e lavoratori che hanno investito gli interi loro risparmi per comprare una casa, magari una seconda casa, e con difficoltà. Pensano di metterla a disposizione di sarde e sardi, da qualunque parte provengano, sia dal loro paese che da Cagliari o da Sassari, sia nei paesi che nelle città. E quindi insomma, mi era venuto in mente Virginia, il suo lavoro, perché credo che sia a quel problema una risposta ottimale o quasi ottimale. Invece, insomma, il problema della turistificazione deve essere affrontato in altro modo, anche in maniera molto, secondo me, decisa, e offrire alternative come l'AIS può servire a intervenire in maniera molto decisa sui danni della turistificazione dal punto di vista abitativo. Io però volevo intervenire solo per dire per ringraziare e per dire che ci sono realtà urbane in cui la proposta dell'AIS sarebbe davvero importante. Do dei dati su Cagliari perché è difficile secondo me anche immaginarli, almeno fin quando io non li avevo conosciuti non li immaginavo. A Cagliari, prima della turistificazione, adesso non ho i dati aggiornati, fra l'11 e il 15% degli immobili erano sfitti e su 150.000 abitanti scarsi
quasi 20.000 persone abitano in edifici di edilizia residenziale pubblica, e quindi un numero enorme che non viene narrato tra l'altro dalla politica. Qua siamo un'organizzazione politica perché gente o che non vota o che vota il centrodestra perché gli dai soldi. Quindi è anche, insomma, c'è anche un problema politico su quelle 20.000 persone. Secondo me ce ne sono altrettante solo nella città di Cagliari che sarebbero interessate all'AIS e non hanno né la voglia di andare in un edificio di edilizia residenziale pubblica, e non hanno neanche, magari sono in lista ma non riescono a entrarci, perché abbiamo circa 1.000 famiglie a Cagliari che sono in lista. E credo che situazioni del tutto simili ci siano a Quartu, a Sassari, a Olbia, a Nuoro, quindi già insomma 4 città importanti della Sardegna, e sono insomma in una Sardegna che sia urbana che rurale, sono realtà urbane importanti, e io sono davvero convinto, come diceva Paolo, e chiudo, che costruire una proposta politica su queste cose è importante, e anche costruirci, se ci riusciamo, lotta politica al di là della proposta, perché poi possiamo fare la proposta più bella possibile, poi però se non la possiamo fare, ce la raccontiamo 6 mesi, un anno, però se poi ce la raccontiamo per 10 anni poi diventa difficile che continuiamo a appassionarci a queste cose. Ho finito. Grazie Enrico. Ultimi interventi? Vi faccio un saluto visto che Enrico mi ha citato e allora mi paleso. Buonasera, sono Salvatore, vi ringrazio per questa bellissima diretta, è stata molto interessante e illuminante. Sicuramente appunto quello di cui ci ha parlato Virginia sarebbe molto interessante anche per noi sardi. Appunto, Enrico ha spiegato benissimo la questione su cui ci siamo confrontati, ma adesso mi veniva in mente anche l'esempio di un mio collega che alla mia età, 37 anni, è riuscito con grandi sacrifici, lo definisco, direi anche forse tirchio, nel senso che veramente non spende nulla e ci tiene tantissimo a investire sugli immobili, tanto che appunto ha acquistato diverse case perché ci crede e non intenderebbe mai affittarle per lunghi periodi, proprio perché comporterebbe per lui grossi impegni anche nel seguire le questioni, e ritiene molto più semplice affittare solo per 4 mesi all'anno con grandi profitti oltretutto. Certo, è una situazione che non fa bene a noi sardi, non fa bene alle nuove famiglie e così via, però allo stesso tempo se uno si sacrifica è roba sua, e ha sacrificato per farlo, potrà pur scegliere. Quindi quando io ho letto una proposta dove obblighiamo un proprietario a non poter affittare come gli pare e piace, non mi è sembrata una proposta proprio costruttiva. In realtà una cosa costruttiva è questa che ha fatto Virginia, dove c'è la tutela di entrambe le parti, non che una persona fa dei sacrifici e poi vede la sua proprietà amministrata non dalla sua volontà, ma dalla pubblica amministrazione, che decide che tu non puoi affittare per più di 120 giorni, ma che storia è? Onestamente non riesco a condividerlo. Mi taccio. Buona serata, grazie. Bene, io ringrazio ancora Virginia. In realtà questo evento è stato così interessante che vi proporrei anche di renderlo pubblico, di rendere pubblica la registrazione. Non so se però magari c'è qualcuno che non è d'accordo. Ve lo chiedo, c'è qualcuno che preferisce un uso interno di questo video? Possiamo pubblicarlo, quindi? Secondo me è stato molto interessante, quindi Avrà magari un silenzio a senso. era un silenzio senso, vero? Io lo faccio così. Il contrario dice no, così diciamo prima. Ok, vedo dei like che spuntano. Ok. Beh, tante persone dicono che va bene, ok. Ok, dai, allora vi ringrazio e ringrazio ancora Virginia per tutto il suo intervento, che è stato davvero illuminante per tutti. Ci rivediamo presto anche
per Sardegna chiama Sardegna. A breve avremo un tavolo sul lavoro, credo, probabilmente. Insomma, seguiranno gli aggiornamenti nei nostri gruppi. Buonanotte a tutti. Grazie Ivana, grazie a tutti, Grazie, buon buonanotte. proseguimento. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Grazie mille a tutti. Buonanotte.